Cari amici, conoscenti e compagni di Vincenzo Pillai, ci rivolgiamo a lui, caro Vincenzo. Lo so e lo sappiamo che non ti piacevano le grandi cerimonie, ma noi che siamo qui oggi, come coloro che sono venuti a trovarti ieri, o altri ancora che non sono potuti venire, volevamo semplicemente, in punta di piedi, darti l'ultimo saluto. Questo perché lo sentivamo nel profondo dei nostri cuori e perché lo meritavi. Tanti di noi, compagni e amici di sempre, conoscevamo la tua vita, altri perché ti incontravano nei convegni e nelle piazze, i più giovani da pochi anni nelle lotte. Vincenzo era figlio di un emigrato di Giorgei, Antonio, e di madre piemontese che perse quando aveva appena 10 anni. Era nato a Ventimiglia 75 anni fa, dove visse fino a metà degli anni 60 con gli studi universitari ad uno stadio avanzato. Rientrato col padre in Sardegna, appena in tempo per partecipare al movimento di Cagliari e Sardo del 68, diventandone ben presto uno dei più prestigiosi rappresentanti. Io lo incrociai in quelle lotte, da operaio della FIGC e del PC, quale ero da anni prima, iniziando un rapporto politico, sindacale, culturale, di amicizia che è rimasto nel tempo.
quel periodo risalgono i rapporti con Vincenzo con quelli della mia generazione, che sarebbe troppo lungo elencare perché siete qui presenti. Col 69 entrarono in scena gli operai e altri strati popolari anche in Sardegna, ma lui diceva i nostri soggetti sociali non sono quelli di Torino, e si aprivano discorsi con i minatori, i pastori, gli altri soggetti sociali appartenenti alle classi popolari e grandi speranze di cambiamento. Vincenzo anche in quel momento, controcorrente, con coraggio, decise qualche anno dopo di essere in collegamento tra città, il collegamento tra città e campagna, tra Cagliari e il nostro Sarcidano Mandrolisai, nelle zone interne in particolare, dove insegnò e visse per diversi anni. Ancora oggi lo ricordano, mi hanno telefonato in tanti, lo ricordano. Amici, alunni e compagni, per la sua generosità, coerenza, capacità di insegnamento, sia a scuola che nelle riunioni politiche e culturali. Lavorò nei gruppi politici a sinistra del PC e nella sinistra CGIL, in un clima spesso di incomprensione e ostilità, dove la denigrazione e la calunnia diventavano strumenti per stroncare l'avversario, che lui definiva e liquidava come metodi staliniani. Dopo tanti anni di lotte durissime, di repressioni e intimidazioni, nel mezzo degli anni di piombo, di sconfitte elettorali alla fine degli anni 70, nel 1980 trovammo una sintesi tra sensibilità diverse e fondammo Democrazia Proletaria Sarda, un partito di classe nazionalitario che durò 10 anni fino al 1990, quando confluemmo nel movimento della rifondazione comunista. Ma lui mi disse: dammi e ricordami sempre con la nostra bandiera che oggi ti vediamo qui, Vincenzo, ho mantenuto l'impegno. Perché di Pissardo è rimasta e rimarrà sempre nei nostri cuori, perché ha rappresentato il punto più alto, teorico e pratico, di come essere correttamente, diceva lui, comunisti e di sinistra nella propria terra. Vincenzo era questo, un comunista, non ortodosso, antistalinista, libertario, che prendeva l'analisi marxista in senso gramsciano, che lottava per l'emancipazione delle classi popolari, per la liberazione nazionale del proprio popolo, quello sardo, e di tutti i popoli oppressi o non riconosciuti nel mondo, per una crescita ecosostenibile, per i diritti civili e umani, per le pari opportunità, per una scuola e una sanità pubblica, contro le guerre, le servitù militari, i luoghi dove esse si preparano, contro l'uso coloniale della Sardegna in tanti settori da parte dei nuovi potentati economici. Ecco perché lo incontravamo in tutte le manifestazioni. In altri tempi si diceva che era un quadro comunista complessivo, che capiva la realtà del suo tempo, la studiava, ci rifletteva, scriveva e la manifestava anche quando la salute e gli anni incalzavano implacabilmente. Il suo lascito politico è grandissimo, uomo onesto, generoso, di un rigore intellettuale raffinato, coerente, disponibile, di una cultura e intelligenza straordinarie. Sul piano del che fare, come spesso ci siamo detti, in questa fase politica diceva: bisognerebbe costruire un partito della sinistra sarda, autonomo, internazionalista, per difendere meglio i più deboli e la nazione sarda. Nei suoi scritti e le mozioni presentate assieme è ampiamente spiegato tutto questo
e non ci ritorno su. Per queste ed altre ragioni ricorderemo Vincenzo con nostalgia e sincera stima, ai suoi cari, a Sara, al marito Gianni, alla figlia Chiara, a Gabriella, ad Elio e agli altri parenti le nostre più sentite condoglianze da parte nostra e da parte di quelli che non sono potute venire. A noi, suoi compagni di lotta, amici e conoscenti, il dovere di ringraziare un uomo vero, un maestro che tanto ci ha dato fino agli ultimi giorni della sua vita. Grazie Vincenzo, ciao! Sardegna, spessora, ti diverti sfidare, so santos, so triunfare, sin de pesene in buon'ora, e so santos, so triunfare, sin de pesene in la ricchezza strutturante in una maniera insignia esascosta dell'artista decimento pulsante una stanza fatta da guerra Ciao Vincenzo, ciao. Ciao. Ciao.